Qui, come potete ben vedere, abbiamo un riproduttore che è un incrocio di Duroc siciliano. Proprio adesso abbiamo dato da mangiare e i nostri suini sono alimentati con le materie prime che produciamo all'interno della nostra azienda. Mentre qui abbiamo un altro incrocio di suino siciliano. Questo incrocio è stato creato negli anni da me facendo incroci di Landranz, Lard White, Pietren, e abbiamo ottenuto un bellissimo esemplare. Amici di Bella Sicilia, venite con me che adesso vi porto dai nostri suini e vi faccio vedere come li alimentiamo. In questo silos abbiamo il mangime stoccato, Che tipo di mangime abbiamo? questo mangime è del grano macinato e della favetta macinata. In aggiunta adesso mettiamo dell'orzo intero. Questo tutti i giorni di mattina, quando? Questo tutti i giorni viene fatto la mattina, questo procedimento. Diamo da mangiare agli animali la mattina. Questo capo è un nostro riproduttore, è un incrocio di suino siciliano e come ben vedete ha partorito da 25 giorni. I nostri riproduttori mangiano 2 volte al giorno, la mattina e la sera, mentre il suino quello pesante mangia 1 volta al giorno perché come ben vedete abbiamo i nostri silos che mangiano a volontà. Quindi li riempiamo la mattina e poi loro mangiano quello che vogliono durante il giorno. Qui abbiamo un altro riproduttore. Questo invece è un incrocio di Duroc siciliano. Quanti anni ha? Ma questa può avere 1 anno e mezzo o 2, non di più. All'incirca dai 28 ai 30 giorni loro iniziano a mangiare il mangime. A circa 60 giorni vengono svezzati dalla mamma. Tutto questo, perché facciamo tutto questo? Perché per dare una qualità migliore alla carne ai nostri suini, perché non mangiano nessun tipo di mangime comprato, quindi come si allevava una volta il suino. Facendo così la carne ha un sapore molto migliore rispetto ai mangimi che producono le grandi distribuzioni. La riproduzione avviene ogni quanto? La riproduzione del suino, allora un suino riesce a partorire 2 volte e mezzo l'anno. Questo tipo di suino riesce a farne anche da 15 ai 20 suinetti, però non tutti li riesce a portare a compimento perché le mammelle questa ne ha 14. Quindi il suino, ognuno ha la sua mammella e quindi riesce a portare a compimento 14 suinetti. Questi suinetti all'incirca hanno 20 giorni e come potete ben vedere stanno in ottima forma. A quanto peso arriveranno da adulti? Ma il nostro salumificio lavora dei suini pesanti, cioè il suino pesante vive circa un peso dai 150 ai 200 kg. Perché facciamo così dei suini così pesanti? Perché la qualità della carne è molto migliore rispetto a un suino di 100 kg. In questo momento la madre quanto peserà all'incirca? Ma la mamma secondo me, non voglio sbagliarmi, ma peserà sui 300 kg.